Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 14 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo padroni di casa del Palermo Futsal Club e la Vigor San Cataldo. E poi arriva anche il fischio e inizia la partita, inizia Palermo Futsal Club e Vigor San Cataldo con il duetto subito di Corsini e Nicchia. Attacca la porta, Nicchia mette dentro per la Fiora! Lo fa subito! Capitan la Fiora! Ma è perfetta! Non uscita dalla pressione da parte di Nicchia e di Corsino ed è subito 1-0. Alessi, bello kill su anticipo, Carruba mette dentro e poi San Martino ancora arriva a calciare e il pareggio è immediato con Toscano che prima sbaglia ma poi non perdona ed è 1-1 subito. Toscano calcia ancora da fuori e San Martino, ma questa è una partita veramente incredibile, ne sono passati nemmeno un minuto e già abbiamo visto 2 gol e anche una gran parata di San Martino. Niccoli va sul mancino, secondo palo, Nicchia non chiude e poi il 2-1 firmato da Carruba. Va di Chiara, è uno schema, va alla Fiura, Corsino la controlla e Polizzi perde il pallone. Toscano, secondo palo per Niccoli che spara in alto, in altissimo, finta e controfinta, apre il campo da Corsino che prende il palo, contropiede ancora Niccoli, va sempre sul mancino San Martino, dopo la prima deviazione di Corsino se la ritrova, leva una gran parata adesso. Schema per la Fiora, Polizzi un po' in controtempo ma la prende, poi si allunga Toscano, lunghe con i denti, Toscano sul destro, Toscano e la palla termina fuori veramente di pochissimo. Tocco su Gennaro di prima, va giù, si continua, c'è nulla, Nicchia! Forse una piccola deviazione, ma Nicchia va bene così perché il gol è tutto su. 2-2. Tocco sulla Fiora! E poi va veramente vicinissimo a questo gol con la punta. Ci fidiamo dell'arbitro, Kinnic è velocissimo, Kinnic ancora! E prende il palo. Toscano che adesso è molto rapido, palla perfetta ancora per il contropiede, si ferma, si scontra con San Martino, Nicchia e poi San Martino è perfetto, anticipo e attacca la porta, è velocissimo ancora, cerca il tiro, San Martino si accartoccia su se stesso e salva i suoi. Adesso riparte la Vigor, ancora ennesimo contropiede, sterzata perfetta, San Martino sul primo palo, palla che rimane lì e poi Corsino va col fisico. Aiutalo Gabri, aiutalo Gabri. 1-2 perfetto, mette su Johnny per la Fiora, anticipo! L'anticipo di Vito La Fiora, intramontabile, 3-2 ancora il capitano. Contrasto ma non riesce a passare, Alessi, San Martino e poi non arriva con la testa all'appuntamento. Poi Gennaro fa sportellate su John, col mancino, bacia il palo e la palla poi si appoggia delicatamente in rete ed è 4-2. Sentiamo la tribuna intanto su John, intercetta il pallone ancora per Gennaro, la partita di Gennaro e 5-2 con l'assist meraviglioso di Sugione che rimane pure a terra. Gennaro infatti va subito all'accompagno, lo riceve lui, potrebbe anche calciare verso la porta, San Martino va giù, poi Sugione finta, cerca la porta, Sugione e non la prende nemmeno lui, come Corsino. Di là. Ma Kinnic in anticipo, Kinnic cerca la porta, Kinnic! La precisione chirurgica del numero 10 che poi esulta con il pubblico, chiede calma e poi va dalla moglie. Palla dentro, Corsino intercetta, poi il contrasto ancora! E il gol di Toscano che salta San Martino e spedisce il pallone in porta, 6-3. Corsino. La Fiura cerca la porta! Capitano! Vito La Fiora! Buca Polizzi! E fa 7-3! L'intuizione, mister Gentile, è ancora giusta. Alessi poi Macaluso che non trova la porta e con questa azione finisce anche la partita. Vince il Palermo Futsal Club contro una buona Vigor San Cataldo con il risultato di 7-3.